Fece scendere il viaggiatore che non aveva esibito il biglietto, ora un capotreno si ritrova condannato per violenza privata e rischia di finire nei guai per abuso d'ufficio. La vicenda risale al novembre 2014 ed è avvenuta alla stazione di Santa Giustina nel Bellunese. Da qui l'incubo per un ferroviere 51enne residente a Selvazzano. Ci fu un diverbio con un passeggero nigeriano di Cadoneghe che ora non vive più in Italia perché espulso. Il capotreno gli chiese il biglietto ma lui lo ignorò rimanendo al telefono. Quando il treno si fermò, il capotreno lo fece scendere prendendo borse ed effetti personali e appoggiandoli sul binario, finendo così nei guai per violenza privata. Secondo il racconto fatto dal ferroviere, il biglietto, seppur timbrato in un orario posteriore alla partenza, presentava delle irregolarità. Inoltre il nigeriano lo avrebbe addirittura minacciato. La vicenda prese poi la via del processo, finendo con la condanna del capotreno a 20 giorni. Ora rischia anche un nuovo procedimento per abuso d'ufficio. Una vicenda definita surreale da molti che ha creato non poche polemiche. Il governatore del Veneto Luca Zaia, dopo la condanna, ha espresso piena e totale solidarietà al capotreno, coinvolto in una vicenda che ha definito incomprensibile per la gente comune e a tutti i lavoratori delle ferrovie dello Stato, costretti a fronteggiare sempre più difficoltà per il solo fatto di compiere il loro dovere.